Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live splash rapida di domenica del vostro magnetro veneziano. Oggi parleremo di ricchezze, abbondanza e insomma gli squilibri e povertà chiaramente, che praticamente le persone affrontano ogni santa giornata. No? Ogni santa giornata uno si sveglia alla mattina massiccio e grintoso. C'è una fetta di persone che vogliono vivere nel grande carrozzone del mulino bianco e c'è una fetta di persone che si svegliano ogni mattina, escono dal letto massicci e, come si dice, grintosi e vogliono cominciare a vivere nel mondo dell'abbondanza. Molte volte agli inizi della mia carriera esoterica, la maggior parte delle persone che bussavano alla porta del Marietto, e ho 60 anni, quindi qualcuno ha bussato, erano più attratti dalla materia, come si suol dire, pratica, no? Dovevano arrivare alla fine del mese, dovevano soddisfare i propri bisogni fisiologici in tutti i sensi, nel senso che volevano sempre di più, ma non cercavano l'abbondanza, cercavano un disequilibrio che si chiama ricchezza. Allora, voi, ciao Cristina, grazie di essere, ciao Assunta, grazie di salutarmi nel canale Marietto Iniziale. Quindi questa parola, no? Questa parola abbondanza e ricchezza sono quasi agli opposti. La ricchezza è come la povertà, è un disequilibrio energetico in cui uno cerca di riempire un buco, il buco del mulino bianco, per cercare sempre di avere di più, perché dentro ha di meno degli altri. L'abbondanza invece è un giusto equilibrio, un giusto equilibrio fra quello che gli serve e la forza, l'energia per poter risalire nella Keter, risalire l'albero Sefirot. Quindi ci sono queste due grandi anime. Ciao Giuseppe, grazie di essere venuto. Ci sono due anime che cozzano dentro di noi. La ricchezza, questa fame, questa voglia di cercare sempre la ricchezza e l'abbondanza. Il vostro Marietto ha messo dei circuiti, degli ebook gratuiti nel sito capitano.artevisto.org dove si possono scaricare alcuni circuiti che aiutano nell'abbondanza, però l'abbondanza è sempre con l'equilibrio karmico. Non è che alcune volte mi hanno contattato gente per dirgli il numero dell'otto. Ciao Cristina, grazie di essere con Marietto Veneziano. Quindi capite che quello è un disequilibrio. Certo, se uno è pieno di debiti perché magari il padre gli ha lasciato una valanga di debiti, è chiaro che magari cerca una scorciatoia. Però diciamo che nella maggior parte dei casi, nel passato, il 90% delle persone che cercavano il marietto, oltre che per il cuore, era proprio per rinforzare il borsellino. Ma non cercavano nella realtà l'abbondanza. L'abbondanza sappiamo che è un equilibrio, no? Un equilibrio che ci dà il giusto senza esagerare, senza diventare obesi, no? E chiaramente quando uno ha l'abbondanza sicuramente avrà meno piattole di amici, ma gente più coordinata, gente più equilibrata. Invece quando uno cerca con le varie metodologie che oggigiorno nei social abbondano, no? Come coriandoli, oggigiorno sui social si legge di più di tutto. Però non è tanto un'abbondanza, ma è una ricchezza con scritto il nome abbondanza. Invece l'abbondanza è qualcosa. Ciao Teresa, grazie di essere. Ciao Mara. Quindi l'abbondanza cosa può essere? L'abbondanza è una forma di equilibrio che ci permette tramite. C'è gente che l'abbondanza la raggiunge chiaramente lavorando, no? Perché dal cielo non viene giù niente gratis, tramite il giusto equilibrio delle nostre energie a lavorare, tramite anche dei supporti, perché uno può chiedere abbondanza anche con dei riti operativi magici, tipo quello anche di Saturno, perché Saturno non è solo di bando, ma anche per rinforzare il proprio sistema. Ad esempio, se uno ha un ufficio, ha un dottore, ha un farmacista, se è una palestra, no? Perché nelle palestre ci sono molte persone, una ditta di navi, capite? Ci sono delle persone che addirittura sono così disequilibrate che riescono ad avere tantissimi soldi, però nella loro sfortuna macellosa riescono a dare abbondanza ad altri. Ad esempio, conosco casi di gente che ha flotte di navi, che è così avido, così materialista, cioè sta lì a guardare anche un euro, che però
nella sua disgrazia, perché quella è una disgrazia, ha creato intorno a sé un'abbondanza per i suoi dipendenti e quindi il figlio, no? Il figlio di un suo dipendente usufruirà di questo disequilibrio suo perché il papà va a lavorare in questa struttura e in questa struttura il padre ha trovato l'abbondanza. Quindi molte volte anche quelli che sono, tra virgolette, fuori equilibrio, cioè la ricchezza è un po' come la mancanza, la povertà, no? È un disequilibrio energetico. Invece l'abbondanza, e quindi ci sono alcune volte alcune persone che vivono in questo disequilibrio e danno ad altri l'abbondanza. E questa è anche una fortuna karmica, chiaramente, no? Alla fine ci deve essere sempre qualcuno che è nel disequilibrio per dare a qualcuno che è in equilibrio. È come la bontà e la giustizia. Quindi, come fare a raggiungere l'abbondanza? Allora, l'abbondanza è praticamente il giusto equilibrio con il nostro karma e le nostre energie per poter far vivere bene tutti quelli che sono vicini a noi nel nostro radar familiare, chiaramente. Adesso io parlo di famiglia, non parlo di industria multinazionale. E si può attivare dei circuiti importanti, dei circuiti che danno la possibilità di incappare meno problemi, no? E di chiaramente risolvere quelli che ci sono. Sono anche gratuiti, si trovano nel sito capitano.attivista.org, ma non sono quei fuochi d'artificio che si vedono in alcuni gruppi, abbiamo le vibrazioni, facciamo 4 pim pum pam, diciamo 3 paroline Superman e tutto cambia la nostra vita. L'abbondanza bisogna guadagnarsela, ogni santo giorno bisogna svegliarsi massicci e aggressivi, andare a lavorare e chiaramente essere supportati o dai riti propiziatori, perché voi vedete benissimo che ci sono multinazionali che hanno delle ricchezze, ci sono religioni di Stato che hanno delle ricchezze e tutti i santi giorni, anche se sono disequilibrati con l'energia, continuano a fare riti propiziatori alla domenica e tutti i giorni che possono, no? E poi li chiamano santini, santoni e quant'altro. Quindi quando noi vogliamo cercare questa parolina che ci cambi la vita, ma non ce la cambierà, ce la metterà in equilibrio con quello che noi possiamo fare e quello che noi possiamo raggiungere e quello che abbiamo. Quindi quando voi vedete quei gruppi social a fuoco d'artificio, alziamo le energie, alziamo i bobis, camminiamo sull'acqua oggi, martedì resuscitiamo i morti, quella è ricchezza, è un disequilibrio energetico. L'abbondanza è solamente il giusto equilibrio con la materia e quello che ci serve a noi per ritornare alla Keter col karma. E di conseguenza, quando noi saremo nell'abbondanza, no? Quando saremo nel giusto equilibrio con l'abbondanza, si allontanerà la povertà e si allontanerà anche la ricchezza che non sarà beata. Ecco. Perché? Perché la ricchezza, come avete visto voi, gli unici che hanno paura dei ladri sono i ricchi. La povertà in un certo senso attira sempre pestilenze e il giusto equilibrio è l'abbondanza. Quindi la parola abbondanza è sempre stata abusata, ma è quella ricerca di equilibrio che ci permetterà di avere una vita sana. E di conseguenza cosa succede con l'abbondanza? Quando una persona è nell'abbondanza, automaticamente sarà più facile per lei attirare le persone che servono per la risalita alla Keter. E quindi che cosa vuol dire questo? Si avvicinerà sicuramente all'anima gemella e quant'altro. Io conosco persone che predicano sul tubo, sono bravissime a predicare, sono dei bravissimi insegnanti, eppure vogliono vivere nella ricchezza, vogliono vivere con le macchine grosse, vogliono entrare nei social, essere riveriti, dei santoni, però quando poi uno guarda, villoni immensi, orologi Rolex, vedete il mio vecchio, una delle prime cose che mi ha insegnato quando ero piccolino, e il mio vecchio è vissuto fino a 85 anni, mi ha spiegato, devi stare lontano chi ha gli orologi d'oro. Voi non ci credete, ma io tutte le volte nella vita che ho incontrato gente con orologi d'oro, mi si gelava sempre il sangue, e anche se sembravano dei grandi affabulatori, no? Poi chiaramente mi ha dato altre dritte, però una cosa che mi aveva stupito, mi ha detto, ricordati, chi ha l'orologio d'oro, quello è un segnale, stagli lontano. Chiaramente non mi poteva spiegare il concetto di abbondanza e ricchezza. Però, come chi ha letto Mago Frabrato, no? Capirà che alcuni, se non molti, per raggiungere la ricchezza, che è una diseguaglianza vibrazionale, ciao Camilla. Quindi capite che quando voi sentite la parola abbondanza
Poi dovete anche chiedere, ma abbondanza di cosa? Abbondanza di equilibrio vibrazionale, che vi porterà lontano sia dalla ricchezza e quindi dal fatto di sognare, capite, il mulino bianco che non porta da nessuna parte, sia di sognare la povertà. Quindi quando noi cerchiamo circuiti o riti operativi, no? Ad esempio con la pulizia radionica o radiostesica, chiamiamola come vedete, si tagliano questi legami, questa voglia di ricchezza e si cerca un riequilibrio con le poche cose, poche, tra virgolette poche cose, perché oggigiorno noi sappiamo benissimo che l'Italia ha perso la guerra, seconda guerra mondiale, quindi dovremmo essere tutti in campi di concentramento, ma nel 90 è diventata la quinta potenza economica mondiale. Quindi diciamo che non è che abbiamo poco, noi abbiamo il giusto, perché ci sono stati 170.000 alpini che sono morti per noi in Russia e non sono più tornati, no? E quindi un prezzo karmico l'Italia l'ha dato e chiaramente ci hanno fatto vivere nell'abbondanza, quindi nella ricchezza e quindi nella povertà. Quindi quando voi seguite questi guru che parlano di ricchezza, lontani con la pelle, se poi hanno anche un orologio d'oro, scappate, mettete sotto i razzi e via, perché queste persone qui molto probabilmente, al di là che un giorno andranno, mi dispiace per chi ha comprato un orologio d'oro o chi gliel'ha regalato, però questo è il segnale, mi dice mio vecchio, quello è il segnale, lontano. E il vostro marietto, tutte le volte che ha incontrato uno con l'orologio d'oro, era un grandissimo fabulatore, pensate che verso 27 anni me lo volevano regalare, costava 17.000 euro, me lo volevano regalare, Gli ho detto di no, tenetevelo pure, gli ho detto. Quindi capite che bisogna cercare l'equilibrio che si chiama abbondanza. Quindi un passo, i circuiti, il classico passo, l'ovetto colorato, cerchio di fuoco per stare lontano da queste persone che mascherano la ricchezza con abbondanza, e poi chiaramente i circuiti del marietto, se uno può permettersi la pulizia radionica, i vari riti operativi, ci sono anche dei riti operativi gratuiti che il marietto mette, basta scaricare nel sito capitano.altavista.org, c'è quello di Giove. Poi è chiaro che ci sono dei sigilli, però dovete capire una cosa, l'abbondanza non viene giù dal cielo, bisogna costruirsela ogni 60 giorni. Molte volte, sapete cosa capita? Capita che ci sono delle donne, soprattutto mamme, no? Che a un certo punto della loro vita si guardano allo specchio, ciao Lucy, grazie di essere qui. Alla mattina, un giorno, magari 2 o 3 figli, si guardano allo specchio e vedono che il mulino bianco non è mai esistito. Allora incominciano a fare 2 conti e dicono, io ho 2 figli, magari hanno divorziato, e purtroppo magari i figli sono venuti su con l'idea della ricchezza. Sapete, quando uno si sveglia e capisce che il mulino bianco è solamente la pubblicità, o che la valigetta da 1.800 euro della boutique è solamente un fumo negli occhi, il risveglio è durissimo. Io ho avuto clienti 20 anni fa che hanno avuto degli shock, alcuni sono andati in depressione per parecchi mesi, no? Perché avevano creduto fermamente a questa cosa qui. Poi a un certo punto della loro vita Dio ha guardato giù, io non so chi ha guardato giù dal cielo, ma si sono svegliati, alcuni sono andati proprio al manicomio dei tempi, ma chiaramente adesso lo chiameremo con un altro nome, sono tornati indietro e cercavano una scala per scappare quindi da tutto quello che avevano creduto, da tutti i loro mulini bianchi che si erano messi in testa. Il problema che cos'era? Il problema è che avevano costruito una struttura in casa praticamente che era la specularità delle pubblicità, no? Quindi lei si era svegliata, no? Cercava l'abbondanza, ma purtroppo in casa aveva magari 2 o 3 figli che magari erano attaccati con armi e denti alla ricchezza, perché magari il papà aveva sempre aperto il borsellino, no? Gli aveva sempre dato i viaggi migliori, i vestiti migliori, no? Sapete quando il bambino va a scuola e non si trova giù vestito bene con la divisa perché alcuni hanno il vestitino di moda e magari lo guardano male, no? E allora la mamma incominciava a capire che tutto quello che faceva parte della ricchezza non era nell'equilibrio giusto, e quindi ha dovuto incominciare non solo a formare se stessa, ma a formare questi ragazzini che, capite? Cioè quando voi avete formato per 11 anni, 12 anni magari,
o 14 anni dei ragazzini nella ricchezza e poi tornate indietro e cercate di spiegare che c'è l'abbondanza, è chiaro che le cose sono difficili da spiegare, no? E allora a quel punto lì certe mamme non è che hanno una crisi, no? Ma cercano una soluzione per aiutare i loro figli, chiaramente. E questo non è sempre facile. E lì allora bisogna intervenire perché? Perché capiscono che il mulino bianco non è mai esistito, che la strada giusta per andare nel basso astrale è il mulino bianco, e allora cercano in tutti i modi. Il problema è che hanno lì dei figli, che loro stessi hanno plasmato. E allora bisogna, come ho detto, in quel caso lì, quello già detto in altre pillole, bisogna cominciare a costruire una fortezza, un qualcosa di vibrazionale che aiuti questi ragazzi da passare dalla ricchezza all'abbondanza, cioè il giusto equilibrio energetico, e l'abbondanza li tirerà lontane fuori, li espellerà dalla povertà. Quindi quando uno cerca l'abbondanza non cerca né la ricchezza né la povertà, non cerca di diventare Madre Teresa di Calcutta e non cerca di diventare il Bill Gates della settimana, cerca solamente di avere le giuste energie per poter risalire la queta. E dopo, di conseguenza, quando uno cerca questa strada, arriverà l'anima gemella e arriveranno tutti quei supporti che automaticamente ci sono nella vita di un ricercatore vero della verità. Gli altri purtroppo sono surrogati, voi andate nei vari gruppi, no? E vi mandano energia colorata, c'è l'arcangelo Gabriele che non aspetta voi perché in Libia e in Siria che sta morendo sotto il fosforo bianco sono altre anime, no? Invece noi che siamo nei social corriamo dietro a questi qui che danno un colpo di citofono e l'arcangelo Gabriele viene giù. Capite? Queste ricchezze ai veri ricercatori della verità non servono a niente, queste ricchezze qui vanno bene per chi vuole andare in basso astrale, ma le persone che vogliono cercare l'abbondanza, la vera abbondanza, il giusto equilibrio, stanno lontano da queste cose qua. Dico questo perché ci sono persone che mi contattano anche in PVT e vogliono questa abbondanza. E quando devo spiegare cos'è l'abbondanza, questi mi fanno marcia indietro perché loro volevano il Rolex d'oro magari, e la Ferrari parcheggiata sotto e liberarsi tutti i debiti. L'abbondanza è anche avere dei debiti, per il semplice fatto che magari io conoscevo un tipo un giorno che aveva Rolex d'oro, faceva tutti gli sport di questo mondo, no? No, faceva insomma era un Superman, no? Praticamente lui schioccava le dita, apriva il borsellino a ventaglio e faceva tutto quello che voleva, no? Un giorno mi ha detto, visto che insomma quello sport che stava facendo sarebbe andata male, no? E avevo 23 anni e avevo vergogna di dirgli, guarda, senti, non andare a fare il sub mercoledì perché molto probabilmente va a finire male. Questo qui, sapete, era uno ricco, no? Ricco nel senso disequilibrato a livello energetico, mi ha guardato come si guarda, sapete, no? Uno straccetto del pavimento, mi ha riso in faccia e se n'è andato. Dopo 5-6 giorni, no? I suoi amici mi sono venuti a chiedere di risuscitare. Capite? Molte volte avere troppo porta nel basso astrale. Quindi tutte quelle persone che cercano la ricchezza ma non l'abbondanza, do un consiglio di fare retromarcia finché possono, perché poi dopo, sapete, quei genitori che sono dovuti andare a portare il feretro all'ospedale, chiaramente cercavano il marietto, ma il marietto glielo avevo spiegato, non è il Padre Eterno, cioè io riesco a vedere certe cose, si possono anticipare certi errori alcune volte, ma alcune volte no. Quindi quando noi cerchiamo l'abbondanza, la prima cosa è di riuscire a capire che la vera abbondanza è l'equilibrio delle energie che ci servono a noi e quelle che servono per risalire la checca. Tutto il resto è una scalinata che vi porta nel basso astrale, a livello di ricchezza. Quando qualcuno vi viene a dire ti mando luce colorata, l'extraterrestre più in compagino, perché oggi va di moda a parlare con gli extraterrestri, no? Oggigiorno noi abbiamo già problemi con i cellulari, ma c'è gente che parla tutti i santi giorni con gli extraterrestri, anzi sembra che da Venere o Marte ci siano solo loro in linea con questi esseri, no? Beh, quando voi incontrate questi qui alla larga, no? Ma quando incontrate gente che effettivamente vi spiega l'abbondanza in modo che voi possiate avere anche un equilibrio e poterlo dare ai figli, perché i figli si sono abituati a alzarsi la mattina, no? E a pretendere solo, magari sono delle palle di patate
dei sacchi di patate che non riescono a farsi una scalinata con un sacchetto della spesa e non hanno voglia di far sport, come vi ho già spiegato tante altre volte. Questa è ricchezza, ma questa ricchezza è un disequilibrio. È un disequilibrio energetico che un giorno, quando poi avrete bisogno di una mano, non potrà darla, perché se non è la ricchezza, cioè questo disequilibrio che non porta a nulla. Quindi, ripetiamo, ovetto colorato, cerchi il fuoco, i vari circuiti, questo a livello gratuito, i vari circuiti che voi potete attivare che danno abbondanza, cioè non dovete pensare di vincere tutto calcio, allora. Qui non c'è nessuno tipo che imbonisce i numeri dell'otto, qui c'è solamente una strategia per stare lontano da chi vi può portare in basso astrale suonando il piffero. Qui, e di conseguenza voi lo dovrete portare ai vostri figli. Se i vostri figli ogni giorno si alzano con idee chiare, di conseguenza i vostri nipotini avranno idee chiare. Se i vostri figli si alzano che vogliono la PS4, vengono in casa o in camera mentre state parlando con vostro marito e 15 volte vi ripetono sempre che non vogliono quel giochino lì perché ce l'ha l'Alfredino di turno e voi state parlando di cose serie con vostro marito e c'è qualcosa che non va. Allora, quella è ricchezza, no? È sperpero, problemi grassi. Quando invece un vostro figlio vi viene a chiedere: mamma, cosa si fa oggi? Chiede i vostri cose, vi responsabilizza e voi chiaramente siete costretti per forza di cosa, se volete bene al vostro figlio, non cercare la ricchezza, no? Non cercare quello che magari, perché alcune mamme sono state abbandonate, vi paga l'affitto, ma cercare qualcuno che vi dia gli strumenti, vi dia la volontà, la forza e il coraggio di alzarvi ogni mattina e di darvi il giusto lavoro perché voi siate in equilibrio con i soldi, con tutte le fatture e con l'istruzione dei figli. Perché ho conosciuto tanti anni fa mamme o anche uomini che praticamente loro non è che volevano l'anima gemella, non è che volevano un uomo perché era un danno collaterale, ma cercavano qualcuno col borsellino pieno. Quello non è né abbondanza né povertà e ricchezza. C'è un disequilibrio con il nostro futuro, cioè con il nostro ritorno alla chiesa. Quindi, detto questo, vi ricordo anche che per tagliare questi legami perniciosi che magari uno ha avuto dai propri genitori, dei nonni, c'è la pulizia che costa 100 euro, il ciondolino a 150 euro, che sono degli aiuti, delle stampelle, oppure si segue le varie pillole del Marietto Veneziano, ma quello che vi voglio dire io fondamentalmente, state lontano dai pifferiai magici che vi dicono la ricchezza, oppure alziamo le vibrazioni e avrete abbondanza. Ma che alziamo le vibrazioni e avrete abbondanza? Cioè voi l'abbondanza ce l'avete solamente quando i vostri figli, al posto di alzarvi e chiedere 20.000 volte voglio il giochino o mamma portami i libri che li ho dimenticati a destra e a sinistra, si alzano come degli alpini, vi aiutano a fare le pulizie di casa, vi aiutano a fare la spesa e a quel punto lì avrete dei figli che vivranno in abbondanza perché cadranno sempre in piedi con ogni colpo. La vita quando colpisce duro. Invece quelle mamme che si alzano la mattina, pensano di chiamare quella che gli viene a stirare, pensano di chiamare quella che gli aiuterà a lavare i vetri, pensano a tutto quello che non è abbondanza ma è ricchezza. Con queste persone chiaramente le anime gemelle stanno lontano, non nel senso che le anime gemelle non ci sono per loro, è il senso che si distaccano. E quindi ogni giorno il Marietto vi consiglia di attivare quei sistemi per fare in modo, no, che l'abbondanza arrivi a voi e di conseguenza tutto a catena. Certo è dura all'inizio, non è facile, perché se voi avete cresciuto dei bambini nella ricchezza, per il semplice fatto che avete permesso al mulino bianco di entrare a casa vostra, è chiaro che è difficile, ma è normale questo, è una guerra. Se uno non ha gli attrezzi per combattere, quando uno ha gli attrezzi per combattere, incomincia, si attivano i circuiti per tagliare i legami perniciosi, si attivano i circuiti per avere un'alimentazione sana, si attivano i circuiti per tagliare magari fatture, malocchi, di gente gelosa, di gente che di notte in strada vi viene a bombardare con dei messaggi subliminali, devi avere il Rolex, devi avere la macchina grossa, devi avere sempre di più degli altri, e a un certo punto queste cose qui scivoleranno via. Certo, dite, per te Marietto è facile. Beh, il Marietto a 60 anni queste cose qui ha preso tanti calci a sedere che adesso sono stanco e qualcuno posso consigliare anche come fare a non prenderlo. Comunque il consiglio è questo: tutto ciò che leggete sui social
di gente che incomincia a pifferare magico, no? Alziamo le vibrazioni, sarete più felici, alziamo di qua, arrivano gli extraterrestri, una pacca sulle spalle, gli angeli colorati, oppure quelli che sono in ospedale, no? Oh, ho un figlio in ospedale, giù, preghiere, angeli colorati, lì sta attivando, è Gregory. È Gregory che a posto di aiutarvi, vi stanno succhiando energie e senza che voi lo sappiate stanno canalizzando energie, non magari vostro figlio, verso vostro figlio, ma le tirano via. E questo ho già fatto una pillola che spiegava questa cosa qui. Quindi, cari miei, io parlo soprattutto per le mamme perché sono il tassello più debole. Sono quelle donne che hanno, cioè le mamme, nel senso il sesso femminile, sono quelle donne che si prendono la responsabilità di portare avanti il futuro dell'Italia e che ogni santo giorno le sento, le ho sentite, e ogni santo giorno vedo che loro ce la mettono tutta. Alcune io le definirei sante, perché effettivamente hanno avuto magari dei mariti durissimi che non si meritavano, ma magari hanno avuto una bontà di cuore che li hanno raccolti per strada, e adesso si trovano praticamente disarmate col nuovo che arriva, no? E allora mi raccontano storie che sono andati in gruppi e c'era il guru che diceva comprati le scarpe così, vai insieme a quello là perché io vedo... Lasciate stare. Il vostro gruppo social deve essere i vostri figli, voi guardate i vostri figli e incominciate a costruire l'abbondanza in casa. Attivate tutti i circuiti, lasciate stare il sé superiore. Ci sono persone che, donne o anche uomini, che mi dicono sono andato in quel gruppo, no? E mi ha spiegato come pulire il sé superiore. Allora a questo punto del figlio, il marietto, non cade giù di schiena, ma qua il sé superiore è il Padre Eterno. Mi spiegate come si fa a pulire il sé superiore? Il sé superiore non può pulire nessuno, il sé superiore è il Padre Eterno, è la Chete. Se mi dite che volete pulirvi delle spurie che altri, quando voi eravate addormentati, vi hanno aiutato a costruire, su questo sono d'accordo, ma nessuno può venirvi a dire io ti aiuto a pulire il sé superiore. Capite che è una cosa un pochettino traballante? Quindi quando le persone in nome della ricchezza gli vengono a dire ti aiuto nei miei seminari a pulire il sé superiore, lasciate stare, voi l'abbondanza ce l'avete già a casa con i figli, con i vari circuiti, questa è l'abbondanza. Poi è chiaro, certamente che se uno merita perché a livello karmico magari nella vita prima aveva fatto o subito tanto, giustamente è giusto che abbia giusti riconoscimenti, ma uno che ha l'abbondanza non è che ha la ricchezza, non è che sarà in disequilibrio, è solamente che in questa vita raccoglierà un po' di più, ma come vi ho detto prima, queste persone possono aiutare anche gli altri, senza avere lo stimolo di Madre Teresa di Calcutta o senza essere il bigot di turno, solamente una persona che sa il giusto equilibrio. Tutto il resto, cari amici, è spurie e robe da, come si dice, New Age, no? Fiammelle colorate, fiammelle di qua, angeli su, poi Theta Healing di là, insomma, tutte queste cose un pochettino mix occidentalizzanti, lasciatele stare, voi avete già quasi tutto quello che vi serve, cioè la radionica e la voglia di crescere a livello spirituale, di cercare almeno una strada che vi dia il giusto equilibrio. La ricchezza lasciatela stare. Infatti, se uno avesse il terzo occhio ben aperto e vedesse tutti quelli ricchi che passano via in Ferrari, un Porsche, sapete, c'è un passaggio della Bibbia che dice, o meglio così, Gesù dice, che è più chiara, sarebbe stato meglio che non sarebbero mai nati, no? Stavo parlando di alcune persone, no? Vedete, quando uno ha il dono di vedere dove vanno certe persone, io ho avuto la disgrazia, la fortuna per di vedere dove andava uno, io avevo 6 anni quando facevo il birichino, e questo tipo qui, Porsche, guanti di pelle, Rolex, villa a destra e a sinistra. E quando mio padre mi ha portato a vedere dove sarebbe andato questo ricco, no, prima di tutto non è che mi ha portato in un colpo solo, ho dovuto andarci a gradini a livello vibrazionale perché sarei morto di infarto. Quando ho visto dove era questo signore, no, e sono tornato indietro, anche se avevo 6 anni, ho cercato di spiegargli, chiaramente lui non poteva capire, gli ho detto, cerca di non morire mai, perché queste persone che cercano la ricchezza quando la trovano,
praticamente dal mio punto di vista dovrebbero diventare degli immortali. Perché il giorno che andranno dall'altra parte, ve lo dice il Marietto, non esiste un dolore, non esiste un aggettivo superlativo che possa quantificare il dolore che una persona può trovare nel basso astrale. E una chiave per riuscire a vincere il premio del basso astrale è la ricchezza. No? Non c'è peggio che la ricchezza, non c'è peggio di un orologio d'oro, che quello, mio padre mi dice, quello è il segnale. Quando tu vedi una persona, a meno che poi non entrino in campo determinate protezioni, che lo salvino negli ultimi secondi, diciamo. Ma quando io 6 anni ho visto questo signore che poi si era incarnato, io infatti gli ho detto, io 50 anni, cioè 8 anni fa, ti rincontrerò e saremo inversi, no? Io sarò forte e tu sarai debole. Questo rideva perché a quei tempi che andrò avuti 40-50 quando io ne avevo 6. Io l'ho visto rincarnato e cari amici, lasciate stare la ricchezza e puntiamo sull'abbondanza. Adesso, in futuro, adesso voglio spiegarvi un'altra cosa. Il Marietto con il De Garda ha fatto e sta lavorando, siamo in direttiva d'arrivo su questo circuito che costa 50 euro. Scusate, questo ebook che costa 50 euro, si può prenotare nel shop del capitano.org. Beh, questo ebook chiaramente non ha dentro dei circuiti specifici per l'abbondanza, ma molto vicino ci va. Sono dei circuiti generalista potentissimi. In futuro faremo anche un ebook non per la ricchezza, lo ripeto, perché non vogliamo spedire nessuno il basso astrale, ma per l'abbondanza. Già avere il ciondolotto a 150 euro è una garanzia che il basso astrale, dal mio punto di vista, e non perché lo dice Marietto, perché io ho visto gente che in questo momento c'è giù, no? E vorrebbe scappare ma non riesce perché è stato incastrato, ma perché chiaramente in questa vita, quando Marietto camminava sulla terra vicino a loro, ne hanno fatto il cotto e il crudo. Adesso il Marietto con il De Garda stanno preparando già da 2 anni che è in pista quest'idea un ebook speciale sull'abbondanza e ripeto, non ha niente a che vedere con la ricchezza, di alzare Bovis, di rendervi felici. L'abbondanza è solamente la strada del giusto equilibrio e la strada del giusto equilibrio tiene lontani dalla povertà e anche dalla ricchezza, cerca solamente di togliere quelle spurie di quei messaggi subliminali dal mulino bianco che non servono più. Bene, cari amici, io ho finito qui, ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto le domande, che mi hanno stimolato, parlandomi dell'abbondanza, chiedendo della ricchezza, ringrazio anche quelle persone che sono convinte anche della ricchezza. C'è gente che classicamente si è sposato il classico tipo perché nella vita prima è morto di fame, proprio fisicamente, cerca di portare avanti ancora la sua anima e si è sposato il giovane ereditiero o la giovane ereditiera, però si è reso conto che non è la sua anima gemella e non vuole andarsene da lui perché è attaccato alla materia. Ringrazio anche questi per il semplice fatto che ci stanno aiutando a capire come non dobbiamo sbagliare. Ringrazio questi, so che loro stanno soffrendo, ho avuto tanti clienti 20-30 anni fa che vivevano in questo tormento, no? Sapevano che erano seduti sulla sedia sbagliata, ma non volevano lasciare il Rolex d'oro, non volevano lasciare la villa o l'attico, sapevano che la loro anima gemella magari aveva bisogno di loro, ma loro hanno voltato le spalle. Ringrazio anche loro perché mi hanno insegnato come non devo sbagliare. Per voi, cari amici, se volete sempre seguire il Marietto c'è nel canale. Domani sera alle 21 il Marietto, cioè il De Garda, sarà con le sibille gratuite. Vi ricordo una cosa: nome, data di nascita, e vi ricordo anche una cosa precisa. Quando si fanno le sibille, a parte che sono gratuite quelle interattive, ma senza fotografia e senza nome e cognome o almeno una via, no? Un punto di riferimento, l'attendibilità è massimo del 60%. Il De Garda riesce in alcuni casi ad arrivare all'80-90% se c'è una comunicazione vibrazionale potente. Ma quando ci sono le sibille, poi dovete rendervi conto che magari arrivano 50 persone che guardano la live. E quindi queste 50 persone in un certo senso portano il loro vissuto, il loro campo energetico. E chiaramente che quando uno legge le sibille, leggendo con 50 campi energetici che vibrano intorno, non avendo un punto di riferimento, una foto, chiaramente le risposte si abbassano di qualità. Per il semplice fatto che è più difficile riuscire a scansare tutte le scie energetiche
e beccare quella giusta. E quindi è chiaro che alcune volte si danno delle risposte che sono un po' claudicanti e si arriva al massimo al 60%, perché se ci sono 300 persone collegate e tutti chiedono una cosa differente e non si vede il nome, il cognome e la data di nascita bene e la fotografia, la via di dove abita, è chiaro che l'attendibilità scende sempre di più, perché ci sono state delle persone che, non perché è stata data la risposta sbagliata, solamente perché non si è avverata nei tempi che voleva questa persona. Prima di tutto è gratis, live interattiva. Secondo, non c'è la fotografia, non c'è niente. E terzo, si è data una risposta veloce, perché ci sono magari 20 persone che vogliono le risposte. Quindi è chiaro che tutto, no? Tutto è molto labile e non dovete avere nessuna pretesa, nel senso che non è come se voi a un certo punto mandate la fotografia nome e cognome. Noi al massimo vediamo un nome che non sappiamo neanche sapere e una data di nascita e via dicendo. Quindi bisogna avere pazienza e tempo, perché c'è stata una signora che ha scritto arrabbiato e non si è ancora verificato. Prima di tutto grazie, non dobbiamo niente a nessuno. E poi se non c'è la fotografia, l'attendibilità è per forza che scende. Perché le sibille si devono agganciare, e anche il sibillologo si deve agganciare il livello energetico a una scena energetica. Ma se ci sono 40 persone che più o meno magari dicono anche lo stesso nome, il nome prima e il nome dopo, magari la data è quella che aiuta, però capite che è sempre più difficile, no? E poi bisogna sempre tenere presente il tempo, no? Voi dovete capire che le sibille massimo vanno da 3 a 6 mesi e parla di eventi. Il pendolino è molto più chirurgico. Quando dice una cosa, mi spiego, se il pendolino vi dice che fra 30 anni succederà una cosa, le sibille non riescono ad arrivare a 30 anni, ma il pendolino, se ci sono le condizioni giuste per poter intracciare la scena energetica, è così, no? Quindi il pendolino è chirurgico, no? Ci sono stati dei casi in cui, faccio un esempio, c'è persone che ho visto che si sarebbero sposate, faccio un esempio. Le sibille non lo vedevano perché non riuscivano ad arrivare più in là dei 6 mesi. Quelle persone poi si sono chiaramente sposate, però dopo 6 mesi sembrava impossibile la cosa. E alla fine ha avuto ragione il pendolino. Capite? Perché? Perché il pendolino riesce a superare 6 mesi, riesce a superare il tempo. In teoria potete andare a vedere anche che eravate 20 incarnazioni fa, è un esempio un po' così, capite? Le sibille no, quindi hanno dei limiti le sibille, hanno delle forze che riescono a spiegare a tutti in modo semplice alcuni concetti, no, che potrebbero capitarvi, alcune situazioni, ma dopo i 3-6 mesi a dipendenza, anche della bravura del sibillologo, hanno dei limiti. Invece il pendolino no, riesce ad andare oltre. Quindi è chiaro che se una persona non dà la foto, dà un nome, oppure ci sono persone che scrivono non so se è esatto il nome, su 30 persone che stanno facendo domande è chiaro che le risposte scendono attendibilità del 60%. Se c'è la foto si arriva dal 80%, in alcuni casi anche il 90% se si conosce bene il vissuto della persona. Ma se una persona che non si è mai conosciuta nella vita viene, fa una domanda che non è né capo né coda perché non si sa niente di questa persona, le sibille danno delle risposte, no? Però bisogna capire anche il vissuto della persona. Questa è una piccola parentesi per far capire ad alcuni, quando vengono alle sibille interattive Marietto Veneziano o Gildegada, di essere un po' rispettosi, perché alcune volte sembra che noi dobbiamo qualcosa a qualcuno, ma non è così, cioè sono gratis, uno deve anche aspettare. Non è che se una persona si aspettava la risposta positiva e la risposta arriva dopo 2 settimane e lui se l'aspettava dopo una, deve dare la colpa a noi. È chiaro che ci sono i suoi tempi di maturazione, no? Questo era per dire. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto, penso di aver risposto a quelle persone che volevano sapere la differenza fra abbondanza e ricchezza. State lontano dalla ricchezza, state lontano da quelli che vi dicono le vibrazioni, agli angeli colorati, a tutte quelle favole da New Age che oggigiorno imperversano nei vari social, non servono a niente. Ascoltate Marietto. Marietto, 6 anni, ho visto uno che andava in giro con Porsche, aveva il maggiordomo in casa a destra e a sinistra, però purtroppo la ricchezza è la chiave migliore per andare in basso strada. Cercate l'abbondanza è il giusto equilibrio lontano dalla povertà e lontano dalla ricchezza, l'equilibrio che vi può portare solamente a raggiungere sia l'anima gemella che la cheta. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!